di tenere un pochino la vostra tecnica un pochino fuori dall'acqua e un pochino sott'acqua, ed è in questo modo che bisogna cercare di non scoprire completamente tutte le cose che conosciamo dei nostri utenti. L'errore più grosso che possiamo fare con soprattutto i pazienti più importanti è quindi di illuminare con un eccessivo chiarore quelle che sono le sofferenze della persona. Dicevamo all'inizio che il contatto fra, adesso mi sto dilungando perché mi entusiasmo, insomma, fra psichiatria e musica. Mi stava venendo in mente che è musica per le nostre orecchie. No, dicevamo prima che il contatto fra psichiatria e musica è quello di avere il contatto con l'inconscio. Io accennavo al fatto che mi piace più parlare di un giardino segreto quando si parla di inconscio. Un giardino segreto dove ci sono degli aspetti intimi che possono essere toccati, però, come vi dicevo prima, con l'attenzione, no, che fa il conduttore della gondola quando preme e sta e preme, in modo da riuscire a condurre la gondola in una maniera e le persone, i gruppi, in una maniera rettilinea, però con quella delicatezza che è necessaria per affrontare il disagio e la sofferenza di persone che si presentano a noi per cercare di essere aiutate. Questo è un pochino il messaggio che vi vorrei dare. Fabio, col quale ho avuto la possibilità, e anche altri operatori con i quali ho lavorato, no? Ha un po', spero, fatto segreto di questi consigli che io gli ho dato, nel senso che quando si suona, mi viene in mente anche quello che vi diceva l'Ilaria, no? Con gli anziani, delle volte ci si fa prendere dalla propria attività di musicista, no? E quindi si vuole anche fare delle cose che hanno a che fare con la propria col proprio percorso personale. Invece in questi gruppi che voi dovete affrontare nel vostro futuro professionale è importantissimo dimenticarsi di essere musicisti e essere capaci di essere soprattutto terapeuti. Ecco, questo è il messaggio che volevo dare. Grazie. Allora, grazie Paolo. Approfitto per ricordare che questi argomenti poi potremo anche affrontarli con Paolo nel pomeriggio. Ci sarà un seminario appunto che viene condotto da Paolo e verrà aiutato anche da Fabio, che approfitto per ringraziare per la sua graditissima collaborazione, e al seminario mi permetto anche di invitare, se lo ritengono, anche gli ex allievi che volessero fermarsi nel pomeriggio. Quindi appunto grazie Paolo che ci dai anche questo stimolo e questo per il pomeriggio, e approfitto per rilanciare: a ottobre avremo il convegno a Piazzola sul Brenta, Canta Storie, che è il convegno che abbiamo dovuto fermare l'anno scorso, il 22 ottobre. Per chi volesse, qui abbiamo alcune locandine, e approfitto anche per invitare Paolo a fare delle riflessioni sulle storie in gondola che magari potremo condividere a Piazzola sul Brenta. Ci saranno anche Correale, Boccanegra, Toto Russo, Alberto Scion, quindi credo che storie abbiamo. Approfitto anche, scusate, per invece una notizia un po' più triste. Come qualcuno di voi ha visto, a ottobre avremo avuto l'onore e il piacere di avere con noi ancora una volta Giuliano Scabbia, e purtroppo le sue storie quest'anno non le racconterà in diretta. Altri luoghi. L'avevamo invitato qui anche il sabato, giorno dopo, per un seminario qua con noi, e purtroppo Giuliano ci ha lasciato, è venuto a mancare la settimana scorsa, e quindi le sue storie potremo raccontarle e raccontarcele. Avremo la Chiara Crepaldi, che è stata una sua allieva, che sarà presente e con la quale proporremo anche un seminario qui con la scuola,
E per chi così volesse un po' conoscere Giuliano Scavi, io mi permetto di consigliare tra i vari libri Nane e Oca, sono 4 libri. Nane è un po' Giuliano, racconta la sua storia che ha a che fare con la vita rurale della campagna padovana. Purtroppo sì, non potremo averlo con noi. Quindi 22 ottobre, Cantastorie a Piazzola sul Brenta. Bene, grazie Mario. Se Nicolò è pronto. Nicolò Venturini ci propone la sua tesi, si chiama Songwriting, esperienze, evidenze e riflessioni. Il relatore è Marco Anzolino e la correlatrice è Manuela Guadagnini, io sono il controrelatore. Ecco. Prego Nicolò. No. Posso così, non so se lo metto più in imbarazzo, ma ecco, Nicolò ha fatto un lungo tirocinio da noi al servizio di psichiatria con il gruppo Collincanto. Credo che sul songwriting esperienza ha anche un'esperienza diretta. Adesso non so se posso dire questa cosa, a me con Nicolò viene sempre l'impressione che è un musicista che vorrebbe fare lo psicologo e uno psicologo che vorrebbe fare il musicista, e allora ha fatto un disco che si intitola Tutti me, per cercare di mettere un po' assieme queste parti, e io l'ho invitato il prossimo a scrivere anche Tutti i te, che potrebbe essere un altro argomento. Qui sto lavorando. Scusami se mi sono messo... Prego. Prego Nicolò. Buongiorno a tutti. Sì, io ho voluto approfondire il mio lavoro, la tecnica del songwriting, traendo anche spunto da un'esperienza che ho avuto personalmente nel 2016 in una comunità educativa riabilitativa per minori, che racconterò tra poco, e ho voluto cogliere l'occasione per riflettere un po', traendo spunti dall'esperienza educativa dell'ultimo anno, quindi parliamo di istituzioni scolastiche, insegnanti, allievi e famiglie, per riflettere su possibili adattamenti di questa tecnica per un ipotetico intervento a distanza, in una ipotetica situazione di isolamento, distanziamento sociale. Bene, il songwriting può essere annoverato tra le tecniche musicoterapiche della musicoterapia attiva, che ho citato le più importanti, diciamo, che sono il canto, il dialogo sonoro, l'improvvisazione musicale e o corporea, e appunto la composizione guidata di canzoni. Songwriting può definirsi una tecnica musicoterapica attiva, o meglio un procedimento che si avvale di singole tecniche, di anche delle altre tecniche durante il processo di composizione, da parte di uno o più utenti e di un musicoterapista o un musicoterapeuta nel ruolo di facilitatore. Quindi è una tecnica che presuppone comunque un contesto clinico in cui la composizione di canzoni viene svolta con o per dei pazienti, e sulla base di questo possiamo distinguere canzoni costruite dal musicoterapista da canzoni dalla composizione guidata, in cui il musicoterapista ha più un ruolo di facilitatore, appunto. Ho riportato il libro di Caneva, Songwriting e la composizione di canzoni come strategia di intervento musicoterapico. Mi sono permesso di portarlo eventualmente per chi volesse dare un'occhiata. Su cui mi sono basato molto, in quanto è stato tra gli autori che ha scritto in maniera strutturata di questa tecnica in Italia. Appunto possiamo distinguere le canzoni composte dal musicoterapista dalla composizione guidata di canzoni. Tra le prime troviamo la canzone di saluto, canzone che viene eseguita di solito per accogliere il paziente, per creare un contesto quanto più protetto di familiarità, in cui l'utente non si senti giudicato e si senta a proprio agio nell'espressione. Canzone che può diventare un format da utilizzare ad ogni seduta, all'inizio della seduta,
o alla fine della seduta per saluto, sempre relativamente al contesto e all'utenza. Abbiamo la canzone di lavoro, che è una canzone in cui, che presuppone il musicista che improvvisa sia la parte testuale che la parte musicale, descrivendo una consegna specifica che magari va a chiedere all'utente o no. Diciamo, è una canzone che si adatta a diverse consegne o compiti, come può essere per esempio imparare a memoria dei numeri cantando. Ecco, diciamo, questa è la canzone di lavoro, quindi che accompagna un lavoro. La canzone descrittiva è una canzone in cui il musicoterapista descrive quello che il paziente sta svolgendo, sta facendo, eludendo però, tenendo da parte le proprie emozioni e le proprie riflessioni in merito, in quanto queste sono il contenuto della canzone soliloquio. Come la canzone descrittiva, una canzone in cui il musicoterapista improvvisa sia la parte musicale che la parte testuale, ma inserisce all'interno contenuti emotivi, personali, che possono essere utili con specifiche utenze o qualora il paziente non sia ancora agganciato o si trovi in difficoltà. Parliamo di canzoni composte dal musicoterapista, composte nell'Hic et Nunc, nel qui ed ora. L'arrangiamento di solito è semplice, non ci sono deviazioni, si basa sulla ripetitività, quindi ci si concentra molto sui ritornelli, su frasi che tornano, sia per una facilità nella memorizzazione, sia per per una facilità nella memorizzazione e per una facilità aiuta anche a creare una relazione di fiducia. Ben diverse sono le composizioni, la composizione guidata di canzoni in cui che si può distinguere in una canzone improvvisata e nella canzone facilitata, che è quella che andremo a trattare, in quanto rimanda molto più alla tecnica del songwriting vera e propria, ovvero più strutturata. La canzone improvvisata è appunto una canzone improvvisata nel qui ed ora, si differenzia dalla canzone descrittiva e dalla canzone soliloquio, poiché gli utenti sono coinvolti nell'improvvisazione di questa canzone. Per questo il musicoterapista è più facilitatore in questo caso. La canzone facilitata è appunto songwriting strutturato attraverso 6 fasi che andremo a vedere poco più avanti, tra qualche slide. 6 fasi che vanno dalla scelta dell'argomento al brainstorming, alla raccolta di idee sui contenuti, la trascrizione in versi, la scelta dell'arrangiamento, nonché la registrazione e l'archiviazione del prodotto. Certo, come tecnica troviamo delle potenzialità e dei limiti. Tra i vantaggi abbiamo che questa tecnica ha come caratteristica una profonda adattabilità e flessibilità sia ai contesti sia alle utenze. Come abbiamo visto, avendo a disposizione canzoni composte dal musicoterapista, possiamo immaginare un'utenza che può andare dai bambini molto piccoli ad anziani. Quindi molto flessibile come tecnica. Abbiamo la valorizzazione dei vissuti, ovviamente tra virgolette, poiché si parla di espressione di contenuti più o meno profondi, dipende dal contesto, da parte dei pazienti, quindi è inevitabile che in un processo di composizione di canzoni diventi esso stesso un vissuto profondo che rimane concreto. Anche passiamo alla concretezza, poiché songwriting diciamo che concretezza e conservazione del prodotto si sposano come vantaggi, in quanto avendo la possibilità di avere delle tracce e quindi di utilizzare la registrazione, le registrazioni, non parliamo solo di registrazione finale del prodotto, parliamo anche dei vari step della composizione.
per cui questo aspetto è molto importante. Penso a molte utenze per cui una concretezza è importante e spesso, correggetemi se sbaglio dottori, si lavora molto sulla concretezza con specifiche utenze. Quindi. Nonché la capacità di strutturazione, in quanto la canzone è comunque un prodotto strutturato e questo può avere delle ripercussioni anche su difficoltà, non voglio dire disturbi, ma che riguardano proprio la strutturazione, penso ai disturbi di personalità e simili. Tra i vincoli applicativi i più importanti sono le competenze che ci auspichiamo che il musicoterapista abbia, che vanno da quell'armonica esecutiva e quindi al saper suonare uno strumento musicale per accompagnare il processo e per facilitare, appunto, considerando anche la possibilità di avere utenti con scarse o nulle abilità o capacità dal punto di vista musicale. Anche quella linguistica, poiché abbiamo all'interno di una canzone la parte testuale come parte molto importante, per cui si presuppone abbia una ricchezza linguistica, una conoscenza di figure retoriche, una conoscenza della struttura metrica, della rima. Neutralità, pensavo alla neutralità, mentre neutralità intendiamo la neutralità nel facilitare, quindi pensavo alle parole del dottor Tito di prima. Un aspetto molto importante è proprio quello di cercare di non inserire nel processo aspetti o fattori che riguardano il proprio essere, il proprio vissuto, la propria esperienza. Per quello che si riesce. Per quello che si riesce. È inevitabile, questo dobbiamo sottolinearlo, che nel momento in cui si va a comporre una canzone inevitabilmente qualcosa del proprio va a far parte. Siamo esseri umani. No, allora viene fuori proprio quel discorso che facevo io sulla spontaneità controllata. Certo, sì, darsi un recinto. E non meno importante, anche se ultima, la consapevolezza del caso clinico, quindi sapere chi abbiamo di fronte, le capacità, le risorse. La parte teorica io l'avrei finita qui e sarei passato direttamente all'esperienza personale. Sì, chiede al dottor Tito, è stata l'esperienza in una comunità. È una comunità educativa riabilitativa di Padova, in cui Con il target per pazienti gravi. Parliamo di pazienti psichiatrici con problemi psicosociali, con provvedimenti giudiziari. La maggior parte degli utenti trattati psicofarmacologicamente, utenza dai 13 ai 18 anni. Scusi. Sì, appunto, adolescenza, sì. Adolescenza, sì. Ah, quindi no. Sì, minori. Ero in questa comunità già da un paio d'anni e svolgevo il ruolo di operatore volontario, facevo i turni notturni. Ho avuto modo di conoscere l'utenza e ho colto l'occasione per proporre un laboratorio musicale al coordinatore della comunità, che poi mi è stato riconosciuto come tirocinio pre-lauream e ho portato anche alla tesi magistrale in psicologia questo lavoro, che è stato pubblicato dal dottor De Stefano in questo libro, che continuerò a ringraziare a vita. Tanto che è castrato. Siamo pari. Non puoi più dire nulla. Sì, ho colto la palla al balzo perché c'erano degli utenti che suonavano, che avevano degli strumenti, alcuni mi permetto di dire con del talento, scrivevano, venivano già da esperienze di strada con la musica. Per cui il laboratorio è durato 8 mesi, abbiamo avuto un appuntamento settimanale di 2 ore, occasionalmente 2 appuntamenti settimanali. Abbiamo svolto l'attività all'interno della sala riunioni e dello spazio aperto della comunità. Il metodo
non avevo un metodo ben specifico, in quanto è stata una cosa molto improvvisata, appunto, per cui parlo di un approccio integrato modulando tecniche di musicoterapia attiva, in quanto abbiamo utilizzato tecniche come il canto, il dialogo sonoro e l'improvvisazione musicale, specialmente nella prima fase, parliamo dei primi 2-3 mesi del laboratorio, per creare relazioni di fiducia e per sperimentare anche gli utenti, sperimentarci insieme. C'è stata una seconda fase, a partire approssimativamente dal mese di marzo ed aprile, in cui il laboratorio ha assunto un'altra piega, anche grazie all'inserimento in comunità di 2 nuovi utenti, anche loro con buone abilità musicali, che hanno iniziato a frequentare il laboratorio, e questo evento ha avuto delle ripercussioni e comunque è servito da stimolo anche per gli altri 2-3 utenti. Parliamo di 2 o 3 utenti che seguivano il laboratorio nella prima fase. Nella seconda fase c'è stata una fase di entusiasmo, diciamo, siamo riusciti a coinvolgere la maggior parte dell'utenza. La comunità ospitava 9 minori, anche grazie all'apertura di una sezione specifica per la musica hip hop, che è prediletta da questi bambini, da questi ragazzi. Ci tengo a dire che prima di iniziare il laboratorio sono stati costruiti dei semplici questionari ad hoc per raccogliere i gusti musicali dei ragazzi, nonché la tendenza verso certi strumenti musicali o abilità preacquisite specifiche. C'erano bambini che suonavano la chitarra, per intenderci, da quando erano piccoli. C'era un bambino che scriveva testi rap già da quando aveva 10 anni, quindi c'erano delle buone risorse che potevano essere sfruttate. Nello specifico però porto un caso clinico, un soggetto di 17 anni che entrò nella struttura nell'ottobre del 2015, quindi parliamo di 2 mesi prima dell'inizio del laboratorio. Il laboratorio è iniziato nel dicembre 2015. È stato era un soggetto molto problematico, con deliri ricorrenti, appunto. Dimostrava una grande passione per la musica fin da subito, presentava quantità di materiale esagerate anche, ma scarse abilità pratiche, nonché serie difficoltà nell'apprendimento, nella memoria. Ci tengo a dire che lui venne preso in carico dalla comunità dopo, con questa diagnosi, era una diagnosi di missione dall'SPDC, dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, in cui era ricoverato per delle acuzie e venne preso in carico, venne inviato alla nostra comunità con un decreto del Tribunale dei Minori, fondamentalmente. Era preso in carico dalla neuropsichiatria territoriale, infantile territoriale, e quindi entrò in comunità già con una terapia psicofarmacologica che, se non ricordo male, perdonatemi, ma credo fosse clonazepam, quetiapina, fumarato, valproato, erano questi. Avevamo la promazina al bisogno. Bene, il ragazzo ha frequentato fin dall'inizio, e nella seconda fase, diciamo, quella di produzione più creativa, mettiamola così, in cui siamo andati a utilizzare davvero la tecnica del songwriting, a partire già da testi costruiti, presentati da loro, su cui abbiamo lavorato un bel po', ma erano comunque bei testi costruiti, non abbiamo... Si parte sempre dal testo? Allora, diciamo che nella canzone facilitata di Caneva l'autore propone di partire dalla scelta di un argomento, di un tema, per cui di solito sì, la tendenza è quella di raccogliere idee da tradurre in versi, per poi scegliere l'arrangiamento e provare a musicarlo. E in questa fase il ragazzo propose tantissimi testi, la maggior parte dei quali erano appartenenti di diritto ad artisti di fama nazionale. Lui aveva un disturbo di personalità, per cui spesso avevamo dei periodi in cui lui era Max Pezzali, per intenderci, altri periodi in cui era il cantante. Max Pezzali? Sì.
o il cantante dei o il chitarrista dei, per cui accoglievamo questa cosa qui, ma in Quindi questa... non contesti suoi, Come? non contesti suoi I due che ho citato qui sono i suoi, Ok. cioè in questa lista di canzoni proposte che lui voleva portare in laboratorio per produrre, per riarrangiare, ovviamente abbiamo preso dei testi suoi. Io qui cito Basta mi sono incazzato, che non è stato mai musicato. Era un testo apparentemente prodotto sotto flusso di coscienza, molto violento, molto arrabbiato. E riporto fedelmente anche gli errori grammaticali di struttura e di sintassi, un frammento tra i più adeguati da presentare. Sottolineo lettera A, che è la vera canzone che poi su cui siamo andati a lavorare, che abbiamo registrato. Un testo consegnato dopo un lunghissimo ricovero all'SPDC nel mese di aprile 2016. L'ha scritto durante il ricovero, quindi lui è tornato in comunità con questo testo che voleva musicare. Racconto l'aneddoto perché credo sia importante. Voleva essere una denuncia contro la violenza sulle donne, in quanto racconta l'aneddoto di aver incontrato un'altra paziente ricoverata che ha rivelato lui esperienze vissute di violenze subite, per cui lui ha scritto questo testo. Nella seconda fase abbiamo utilizzato nella prima fase e nella seconda fase abbiamo utilizzato strumenti ritmici, melodici, armonici, convenzionali e non. Ho citato solo quelli che abbiamo utilizzato per la canzone Lettera A dell'utente. Ne abbiamo utilizzati tantissimi, i ragazzi avevano djembé, percussioni, and drum, che sono state utilizzate nella prima parte. Ho citato solo quelli della canzone. E strumenti per la produzione e registrazione di canzoni che ho messo a disposizione fondamentalmente personalmente. E quindi andiamo a vedere gli esiti. Durante gli 8 mesi del laboratorio abbiamo assistito a diversi ricoveri dell'utente. Per cui posso azzardare anche dopo un confronto con l'equipe della comunità che il laboratorio di musica è stato un modo molto importante, tornando alla strutturazione, per l'utente di dimostrare una costanza e una coerenza a sé ma soprattutto agli altri. Abbiamo assistito a un notevole miglioramento nell'apprendimento e nella memorizzazione dei testi suoi, parliamo di testi suoi, dopo numerose difficoltà incontrate nei mesi precedenti tramite il canto. Specifico che questi miglioramenti sono comparsi magicamente nelle ultime 3 settimane, durante la fase di registrazione. Durante la fase di preparazione, per mesi e mesi, lui non ricordava nemmeno 2 parole del suo testo. Espressione di contenuti profondi attraverso Basta mi sono incazzato con il flusso di coscienza e Lettera A. Quindi torniamo ai vantaggi. Basta mi sono incazzato, lui la cantava. No, è stato un testo. Mi sono permesso. Faceva un rap? Era un testo. Mi sono permesso di metterlo tra le canzoni perché era un testo a cui abbiamo dato valore. Però non è stato mai musicato, mai cantato, ma è un testo. Volevo anche portarlo. Me lo sono dimenticato. È un testo. Ma nemmeno mai. Cioè non gli avete mai proposto di farlo con un sottofondo di tipo trap? Sa cosa? No, perché davvero il frammento di prima era tra i più adeguati e avremmo dovuto lavorarci tanto e riporto due delle comunque diverse canzoni che lui ha scritto, per cui abbiamo dovuto fare una selezione, inevitabilmente.
forse stava remando come dicevi tu prima e ha visto che affondare un po' troppo era già sufficiente lasciare uno spazio per cui No, intanto vedete, qualcosa adesso, uscisse. ma siccome Mario mi ha un pochino coinvolto, i ragazzi che arrivano in queste strutture sono ragazzi che non sono capaci di stare fermi con il remo sott'acqua, cioè loro devono, come dicevamo prima, con quel linguaggio in dialetto veneziano, solamente premere. Premendo solamente, come dicevamo prima, la gondola si arrotola su se stessa, no? Gira attorno a se stessa, e quindi la mente di questi ragazzi è un avvolgersi, poi purtroppo c'è anche l'uso delle sostanze, no? Dicevi, anche l'uso dei cannabinoidi che purtroppo permane nel tempo, anche se un ragazzo ha smesso anche dopo mesi, insomma. Per cui c'è questo avvolgersi continuo su se stessi che non permette mai di fermarsi, ecco, volevo dire solamente Certo. questa cosa. Grazie. Sì, poi penso un po' perché ci siamo fermati, perché un po' la curiosità è come mai esce un testo e rimane lì, no? Sì. Per cui è qualcosa che è in qualche modo affiorato ma non è ancora davvero pensabile. Allora, rimanendo sulle metafore per mare, io non ho grandi esperienze, però credo che quando si parte per mare bisogna anche essere abbastanza sicuri di poter tornare indietro, se no è meglio anche fermarsi un attimo, e se dobbiamo fare l'ABC della musica intanto ci fermiamo alla lettera A e dopo vediamo un po' come procedere. Sì, semplicemente per la quantità nel tempo, avevamo 2 mesi, dovevamo, sembrava Fare il giusto, più appropriata, più... Il pilota deve anche sapere quanta benzina ha, se no vogliono partire con l'aereo. E favorito il processo di strutturazione di un'identità più unitaria attorno al vantaggio della strutturazione di una canzone, della composizione, di tutto il processo che c'è sotto. Bene, sulla base di questa esperienza e sulla base anche delle esperienze più attuali che sto attraversando, ho voluto azzardare questa ipotesi, questa possibilità di adattamento di questa tecnica per un intervento ipotetico a distanza, tenendo ben presente la differenza sostanziale tra relazione terapeutica e relazione educativa, quindi tra obiettivi riabilitativi e quelle finalità tese più verso la prevenzione ed un supporto psicologico, che un mezzo, parlando di una relazione a distanza, mi pare opportuno fare questa sostanziale distinzione che ci riguarda nel nostro lavoro di musicoterapeuti, in quanto comunque ci ritroviamo a dover gestire una musicoterapia più terapeutica, mettiamola così, una musicoterapia più educativa, se mi permettete. Per cui ecco, nel terzo capitolo della mia tesi faccio un parallelismo fondamentalmente tra la, tra virgolette, permettetemi, la grande depressione di professioni anche come la musicoterapia che hanno affrontato nell'ultimo anno, basate su relazioni, centrate su relazioni, per cui pare impensabile, oh mio Dio, per cui ecco, analizzando, riflettendo un po' sull'esperienza educativa che fondamentalmente si è basata su interventi a distanza utilizzando varie piattaforme, abbiamo la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, che hanno avuto, diciamo, avvento nell'ultimo anno per una questione di necessità, ma che esistono comunque da un po' di anni. Quindi il riporto delle piattaforme online tra le più conosciute che sono state utilizzate, anche tra le più convenzionali ormai, se posso dire così, quindi Zoom, Skype, Google Meet o Google Drive per la condivisione dei lavori e il lavoro insieme. Capiamo bene come appunto un intervento a distanza basato appunto sulla distanza abbia numerosissimi limiti, la maggior parte dei quali riguardano
riguardano proprio gli aspetti tecnici, quindi la connessione ad internet, non tutti hanno una banda larga e sappiamo la precarietà di una connessione, nonché la dotazione di un computer. Non è scontato che tutte le persone abbiano un computer o uno smartphone con microfoni e webcam funzionanti, quindi andiamo agli strumenti di ripresa sia audio che video, che sono comunque necessari per la musica. Quindi, da qui vado direttamente al progetto immaginato per degli studenti di una scuola secondaria di secondo grado, immaginato da svolgere attraverso sessioni di attività sincrone, quindi sfruttando lo streaming su piattaforme come Zoom, ed attività asincrone. Parliamo di materiali e consegne da condividere con applicazioni tipo Google Drive, ma anche con una semplice email, basta uno semplice scambio. I partecipanti saranno liberi di creare la propria canzone, composta da musica e testo originali, di condividere emozioni legate ai temi scelti e di collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune, quale l'incisione della stessa canzone come prodotto finito. Parliamo di una canzone per 20 studenti, proprio per stimolare anche le risorse di gruppo, di mediazione, di confronto tra loro. Gli obiettivi: favorire le modalità espressive e comunicative, supportare lo sviluppo di relazioni di fiducia, ridurre gli effetti negativi dell'isolamento sociale, poiché presupponiamo che siamo in una situazione di costrizione alla DAD. Gli obiettivi potevo elencarli in una marea. Abbiamo il supporto delle facoltà attentive, mnestiche, diciamo questi sono i più importanti che mi premeva citare. Per cui arriviamo alle 6 fasi della canzone facilitata di Caneva, e immaginate come attività sincrone ed asincrone, per cui scelta dell'argomento e del contenuto, raccolta di idee inerenti al tema e la traduzione inversi delle idee raccolte. Mi è venuto facile immaginarle come attività sincrone attraverso brainstorming di gruppo, o per quanto riguarda la terza fase, per esempio traduzione in versi, che possiamo immaginare anche fasi di scrittura individuale, ma comunque restando in gruppo per la condivisione poi dei prodotti. Quindi le prime 3 fasi le ho immaginate così, per poi iniziare con attività asincrone a partire dalla quarta fase, scelta dell'arrangiamento musicale, esecuzione vocale e strumentale del prodotto. Perché asincrone? Perché inevitabilmente immagino uno scambio di prodotti, di bozze, di testi e di arrangiamenti che possono essere valutati e utilizzati. Purtroppo, per quanto riguarda la quinta fase, esecuzione vocale e strumentale, ci limitiamo all'esecuzione di un partecipante per volta, con un BPM, con un metronomo prestabilito o con una base già preregistrata, e quindi in fase asincrona non è possibile suonare tutti insieme, lo sappiamo, per una questione di latenza, eccetera, eccetera. Sesta fase, attivazione del prodotto tramite registrazione, si svolgerà completamente in modalità asincrona, in quanto tra le risorse richieste inevitabilmente andremo a specificare dei software e delle app per la registrazione ed esportazione di file audio in formato WAV o MP3, che spesso sono già in dotazione con le nostre apparecchiature, con i nostri computer o smartphone, altrimenti scaricabili gratuitamente da internet. Parliamo di una canzone che non ambisce a una qualità audio eccezionale, per cui mi sono permesso di... Ma ci farai sentire qualcosa? Arriviamo. Dobbiamo considerare dei rischi inevitabilmente che riguardano l'atteggiamento non collaborativo ostile da parte degli utenti, gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti della musicoterapia, ma soprattutto gli inconvenienti per interazione a distanza tramite piattaforma online o la dotazione eventualmente inadeguata delle risorse richieste. Tutto qua. Finisco con la canzone di AM registrata. Ditemi quando interromperla eventualmente.
di cominciare la canzone vorrei esprimere a tutte le donne che sono state violentate un profondo e tenero abbraccio. Perché io sono contento e fiero di voler bene ad una donna. Quindi con queste 6 parole inizio. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene donne. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene donne. Non ho più voglia di sentire che nel mio paese e molti altri si senta sempre parlare della violenza verso le donne. Basta, questa è un'ingiustizia, non ce la faccio più. Guarda il mio amore, tu devi dire solo poche parole, no alla violenza. Guarda il mio amore, tu devi dire solo poche parole, no alla violenza. No alla violenza. Vi voglio bene, vi voglio bene. Voi donne avete bisogno di molti zuccheri. In questo caso ti voglio bene, vi voglio bene. Ti voglio bene, vi voglio bene donne. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene donne. Questa canzone spacca, lo so, come tutti in questo posto spaccano, mentre quelle merde vanno in carcere perché violentano. Io sto fuori e sono felice, perché ti voglio bene. Caro amore, non devi piangere, perché la verità è che ti amo. E tu, uomo, finisci in carcere, perché hai violentato la mia donna, dovresti restarci a vita. Ma tutti hanno diritto ad una seconda possibilità in questo mondo. Amore, con queste parole finisco. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene. Vi voglio bene, vi voglio bene donne. Vi voglio bene, vi voglio bene. Voi donne avete bisogno di molti zuccheri. In questo caso ti voglio bene, vi voglio bene. Ti voglio bene, vi voglio bene donne. Oddio, scusate. Vabbè, volevo abbassare semplicemente il volume. Perdonatemi. La canzone e l'arrangiamento sì, è stato curato per lo più da me. Ci tengo a dire che sono stati coinvolti educatori e psicologi della comunità musicisti. Al basso abbiamo un educatore, alla chitarra elettrica abbiamo uno psicologo. Personalmente ho suonato l'accompagnamento. Al flauto abbiamo un altro utente che aveva partecipato al laboratorio. In realtà il 6 di giugno il laboratorio si è concluso con un concerto che abbiamo organizzato in cui abbiamo suonato la canzone ed era il giorno del compleanno di 18 anni dell'utente AM che il giorno dopo veniva dimesso dalla comunità. Per cui tutti gli altri utenti hanno anche collaborato con la locandina ad allestire, è stato un bel... Hanno collaborato anche gli altri utenti, sì. che non avevano competenze musicali. Che non avevano competenze musicali, che non avevano nemmeno partecipato alla costruzione della canzone. È stato un coinvolgimento emotivo di propria sponda. Io avrei concluso. Quest'idea della forma che hai dato con le 4 battute che si ripetono, Sì. è venuta spontanea, voglio dire, nel senso che loro sono tendenzialmente attenti a questa di fatto metrica spontanea, Sì. e a questa forma spontanea, quella delle 8 battute, così è venuto spontaneo tutta questa cosa. Voglio dire, non è come quando c'è un tipo di musica popolare dove c'è la frase musicale primaria che va quasi a prescindere dalle battute, come nel Certo. gregoriano, voglio dire, qui si parte dal ritmo e dalla forma, Sì. mi pare di capire, no? Siamo Dalle partiti 4 da più lì. 4.
Cioè, il testo è stato... Adattato a... ok. Il ritornello è stato pescato Mhm. e strutturato. Però questo ti sembrava che funzionasse? Sì, sì, sì. Poi ho scelto accordi minori, molto Sì. semplici, insomma, 2 accordi, soprattutto anche per la sua, che aveva problemi anche di motricità e lui non è riuscito a suonare, ma lui voleva suonare la chitarra, è stato difficilissimo, però ecco, la voce è la sua. Va bene. Se per voi... C'era qualche domanda? Per me va bene, quello no, così. Sì. Grazie intanto. Sì. Sembra così, forse giusto per... sì, anche nella prima parte abbiamo avuto una impressione della musica, delle canzoni come un contenitore, paziente che ha avuto molte necessità di essere contenuto anche all'interno di un servizio, oltre che farmacologicamente, e con la canzone che non è stata musicata è riuscito anche un po' a dire l'indicibile, anche se poi è rimasto in questa dimensione, ed è stato cercato un territorio dove comporre una canzone possa in qualche modo aver messo dei limiti, un contenitore per quella che era un'aggressività che ancora sì, era quasi senza forma ed era quasi a 360 gradi. Poi si è passata su un'analisi di qualcosa che riguardava il mondo femminile, sarebbe poi interessante sapere sulla storia di questo paziente, sulla mamma e su quelle che poi possono essere, ma non adesso, Ok. ma solo così come... Qui si come- aprirebbe un dibattito sì, che magari riserviamo al seminario di oggi pomeriggio. Ecco, per esempio. Per cui io, chi viene al seminario, vi inviterei a pensare che cosa vi ha evocato questa, io ho delle mie idee, ecco, ma che cosa vi ha evocato questa canzone, no? Anche le signore soprattutto, no? Uomini e donne, certo. la violenza Certo, Si va in certo. due? purtroppo ci coinvolge tutti i generi. Insomma. Comunque è veramente affascinante questa esperienza. Sì, poi credo appunto come a volte la musica ci possa permettere di avere quasi una tela su cui arriva qualcosa che altrimenti sarebbe difficile focalizzare, e ci può permettere anche di avere dei tempi, mantenere una distanza per poter cominciare ad approcciare alcuni argomenti che magari in un territorio solo del verbale sarebbero troppo inondanti e potrebbero anche spaventare. Sì, dopo è interessante, secondo me, cioè, come ulteriore approfondimento potrebbe essere la comparazione con invece una classe di 20 ragazzi, cioè nel senso, adesso arrivo da un'esperienza appena conclusa con 5 classi delle medie in cui abbiamo fatto un'esperienza molto simile a quella che hai descritto. E sono venute fuori delle cose interessanti, chiaro, c'è un background molto diverso, sono ragazzini, tra virgolette, con esperienze di vissuto più normali, ma sono 20 ragazzini adolescenti e quello che ne esce non è così distante. Adesso i temi sono molto diversi, so che loro avevano come tema quello che gli piace. Certo. E ogni classe è venuta fuori in modo diverso, e potrebbe essere interessante questo tipo di comparazione, almeno per quello che è l'esperienza adesso, cioè la riflessione che ne è venuta fuori ascoltandoti. Cioè quello che gli piace anche in positivo? Sì, cosa mi piace? Sì, rispetto Loro a quello sono che non partiti piace. da cosa mi piace, cosa penso, chi sono. Queste poi sono le domande che pian pianino sono venute fuori. Certo. È un ambito più educativo, ecco, bisogna stare attenti secondo me però a questa mescolanza tra educativo e terapeutico. Perché qui è un terreno instabile. Sì, colgo l'occasione e poi lascio per ecco, svelare il motivo della riflessione sul progetto con gli alunni. Io nell'ultimo anno sto concludendo l'anno scolastico come insegnante di sostegno in una scuola primaria. Sto iniziando a proporre dei progetti. Ieri ho